L'83enne sbranata a Padova, oggi gli 8 cani sequestrati da carabinieri e polizia provinciale portati in canile. Gli inquirenti non escludono che l'abitazione fosse usata come allevamento. La figlia dell'anziana è indagata. Tragico schianto frontale tra due auto a Monticello Conteotto. Muore una donna di 39 anni, grave il compagno che si trovava alla guida. Nell'altra vettura una 35enne e due bimbi illesi per miracolo. A 12 anni dall'omicidio 4 persone andranno a processo in Brasile per l'uccisione di Tommaso Lotto, 27enne vicentino che venne assassinato a colpi di pistola per rapinarlo dal Rolex. Notte da incubo per 3 ragazzi padovani rimasti bloccati in auto nella bufera di neve a Cima Grappa a 1700 metri d'altitudine, i 3 portati in salvo dai vigili del fuoco. Individuato dai carabinieri, il rapinatore con un coltello aveva colpito una tabaccheria di Schio ferendo il titolare a un 17enne, sequestrata l'arma. Operaio non viene pagato e per protesta demolisce il cantiere in cui lavora. È successo a Vicenza, 26enne bloccato dalla polizia. Meno 5 giorni alla visita del Papa a Venezia, in piazza San Marco si allestisce il palco per la messa e si preparano i varchi e domenica il passaggio del pontefice, l'omaggio del mondo della voga con l'Alzaremi. Buonasera, ben ritrovati in diretta, eccoci edizione del Veneto dei telegiornali di Antenna 3. Prima di incominciare come sempre con i servizi vi sottopongo il nostro sondaggio di oggi, il quesito che da oggi vi proponiamo in vista di Ring stasera dalle 21. Venezia, al via il ticket d'ingresso il 25 di aprile, ormai ci siamo, è giusto secondo voi? Per rispondere di sì 0422 1626 691, per rispondere di no 0422 1626 690, come sempre poi vedremo come la pensate nel corso della nostra prima serata dedicata all'attualità. Andiamo alla cronaca adesso. È ancora ricoverata in ospedale l'83enne a cui sono stati amputati un braccio e l'avambraccio dopo l'aggressione da parte dei propri cani in casa. Oggi le forze dell'ordine hanno sequestrato gli 8 animali, li hanno portati in canile. Non si esclude che l'abitazione fosse utilizzata come allevamento. Eccolo i cani che hanno aggredito un 83enne padovana all'interno della sua abitazione di Mortise nella periferia di Padova. I cani, che in realtà sono 8, sono stati prelevati dalle autorità veterinarie e portati via dall'appartamento. Un'operazione che si è protratta per un paio d'ore e ha visto impegnati i carabinieri, la polizia provinciale e i veterinari dell'ULS. La prima ad uscire è stata Kira, che è stata anche offerta in regalo su un sito di commercio online. Un'operazione portata a termine in sicurezza con gli animali trasferiti nelle strutture veterinarie in attesa di ulteriori accertamenti e della decisione sulla loro sorte. Intanto sul fronte giudiziario risulta indagata la figlia dell'83enne per lesioni colpose gravissime e malgoverno di animali. C'è infatti da chiarire la dinamica e che cosa abbia fatto scattare l'aggressione che pare si sia consumata quando la postina ha suonato il campanello, sentendo poi lei stessa le grida della vittima lanciando l'allarme. L'anziana, che ha subito lesioni gravissime e che ha perso entrambe le braccia ed è ancora ricoverata in ospedale, era stata soccorsa dai carabinieri di Padova che, entrati nell'appartamento, hanno trovato la donna a terra priva di sensi, hanno allontanato i cani e chiamato subito i soccorsi. Trasportata d'urgenza in ospedale, ha subito l'amputazione dell'intero arto superiore destro e dell'avambraccio sinistro. Tra le ipotesi che stanno serpeggiando in queste ore anche la possibilità che nell'appartamento ci fosse un allevamento abusivo di cani. Andiamo a vedere sul sito del Mattino di Padova una notizia da poco diffusa. McDonald's di Monselice, un individuo ieri notte ha sparato 8 colpi in aria con la pistola, l'ha estratta dal finestrino dell'auto, ha iniziato a sparare in aria dal parcheggio, clienti terrorizzati. Si tratta, a quanto riferisce il Mattino, di Bossoli a Salve, che le forze dell'ordine hanno recuperato e sul caso stanno indagando ora i carabinieri di Abano. Andiamo al drammatico incidente stradale mortale che si è verificato invece nel primo pomeriggio a Monticello Conteotto, morta una donna di 39 anni, ci sono anche dei feriti.
È morta praticamente sul colpo Deborah Bortoloso, 39 anni, di Giugliano, a seguito di un drammatico impatto dell'auto in cui viaggiava contro un'altra vettura. L'incidente mortale è avvenuto poco dopo le 13 a Monticello Conte 8 in via Chiesa. Deborah viaggiava in una Lancia Y, alla cui guida c'era il suo compagno, un 45enne sempre di Giugliano. L'uomo, pur se in gravi condizioni, è vivo e ora si trova in prognosi riservata all'ospedale San Bortolo. La loro automobile viaggiava in direzione Vicenza quando, per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della polizia locale nord-est vicentino, la Lancia ha impattato frontalmente un Opel Insigna proveniente in senso opposto. Alla guida una donna di 35 anni di Due Ville che è rimasta ferita leggermente ed è stata portata dai sanitari del SUEM in codice giallo al pronto soccorso di Vicenza. Illesi fortunatamente 2 bimbi piccoli che viaggiavano con lei. Intervenuta anche una squadra dei vigili del fuoco che ha rimosso i mezzi e ripristinata la sicurezza della viabilità verso le 16. La procura brasiliana, in collaborazione con quella di Vicenza, ha ottenuto il rinvio a giudizio per 4 soggetti ritenuti responsabili dell'omicidio 12 anni fa del 27enne vicentino Tommaso Lotto, assassinato a San Paolo del Brasile, dove lavorava come consulente in uno studio legale spagnolo. Contestualmente al rinvio a giudizio sono stati eseguiti gli arresti, anche se uno dei presunti responsabili della morte del giovane è nel frattempo già deceduto. Gli inquirenti hanno identificato una banda formata da 5 persone specializzate nel furto di orologi di lusso. Lotto venne ucciso a colpi di pistola nel tentativo di rapina del suo Rolex, prima udienza il 10 giugno a San Paolo. Il maltempo adesso, vi mostriamo in questa immagine la violenta grandinata che nel pomeriggio si è abbattuta sulla provincia di Rovigo. Le immagini, vediamo se la regia riesce a proporcele, sono quelle di Corbola, appunto in provincia di Rovigo. Questa foto scattata sul sagrato di una chiesa mostra lo strato incredibile, eccola qua, di grandine, grazie alla regia, lo strato di grandine che ha coperto un po' tutto. Siamo appunto nella provincia di Rovigo con tutti i danni che possiamo immaginare anche all'agricoltura che una grandinata di questo genere, oltre alle basse temperature, può comportare. E poi sul Grappa, dove c'è stato mezzo metro di neve, altopiano imbiancato, ed è tornato l'inverno di fatto. Mezzo metro di neve sul Grappa, nevicate abbondanti sull'altopiano e fino a mezza costa sulla spalla del comprensorio che domina Bassano del Grappa e la pianura veneta. Il maltempo continua a imperversare sulle alture del Bassanese, dove nevica quasi ininterrottamente ormai da più di un giorno. Sul massiccio del Grappa ci sono quasi 50 cm di coltre bianca e la provincia è già intervenuta con un'operazione fuori stagione per tenere pulite le strade. In altopiano invece nevica anche ad Asiago, addirittura è stato imbiancato l'abitato di Rubbio, diviso territorialmente a metà fra Lusiana Conco e Bassano. Tanta neve anche a Gallio, Cesuna e nell'area del Monte Corno, dove di solito ad aprile arrivano già le prime fioriture. Accumuli importanti sui rilievi dalle Melette al Verena e nella piana di Marcesina, ma anche a Enego e Rozzo. È stata con ogni probabilità la nevicata più bella nella zona dell'altopiano, nella zona di Asiago, l'unica e vera nevicata di tutta questa stagione invernale 2023-2024, con circa una 25 centimetri di neve scesa nella città altopianese. L'altopiano intero è stato trasformato in una cartolina da fiaba, immagine che si era vista raramente durante l'inverno o che addirittura non si era vista. La coda della stagione fredda, che ha portato le minime sotto lo zero in montagna e attorno ai 4 gradi in pianura, sta complicando un poco la vita degli altopianesi e la faccenda potrebbe protrarsi almeno per un altro giorno ancora. Da domani pomeriggio avremo un nuovo peggioramento delle condizioni, con quota neve in calo probabilmente fin verso i 1000 metri, se non anche qualcosina al di sotto. Quindi domani altra giornata instabile e con occasioni per nuove nevicate. E anche il 25 aprile, sebbene sembrerebbe partire benino, con anche forse qualche schiarita al mattino, poi nel pomeriggio dovrebbe di nuovo aumentare la nuvolosità a partire dalle zone montuose e sarà concreto il rischio di rovesci e forse anche qualche occasionale temporale. Poi, come raccontava anche Mario Rigonister nei suoi libri, il cuculo chiamerà una volta per tutte la primavera e la neve sarà solo un ricordo.
Abbiamo detto immagini da fiaba, ma notte da incubo invece per 3 ragazzi padovani rimasti e bloccati a Cima Grappa proprio per la neve. L'auto bloccata nel bel mezzo di una tormenta di neve, una notte da incubo, il buio, il freddo e la paura di non riuscire a tornare a casa. Un'escursione nonostante le critiche condizioni meteo che un gruppo di 3 ragazzi di 20 anni di Padova ha deciso di intraprendere a 1700 metri d'altezza, a circa 1 chilometro dalla vetta di Cima del Grappa, nel comune di Borso del Grappa. Avventura che poteva trasformarsi in tragedia perché le temperature rigide e la bufera di neve hanno sorpreso i 3 ragazzi rimasti bloccati con l'auto in panne. Al rientro dall'escursione, infatti, i ventenni a causa di un guasto non sono più riusciti a mettere in moto l'auto. Il buio che si faceva sempre più fitto e la paura hanno incoraggiato i ragazzi a lanciare l'allarme al 115 alle 3 del mattino. Intervento immediato dei vigili del fuoco accorsi sul luogo con un fuoristrada non senza difficoltà per portare i giovani in salvo. I ragazzi sono stati portati ormai alle prime luci dell'alba in un bar a valle lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati poi raggiunti dai familiari. Le operazioni di recupero dell'auto sono avvenute in mattinata non appena le condizioni meteo hanno permesso la risalita alla vetta. Fortunatamente nessuno dei 3 ragazzi è rimasto ferito. E a Venezia il forte vento di questi giorni ha rischiato di danneggiare un'installazione della Biennale Arte posizionata in campo Santo Stefano, realizzato da un'artista bosniaca, che ha rischiato dunque questa installazione di cadere a terra. Sul posto, oltre agli agenti della polizia locale, sono giunti i vigili del fuoco per metterla in sicurezza. Con una scala hanno distaccato del tutto l'installazione in parte già divelta, operazioni di rimozione dei vigili del fuoco che sono terminate dopo circa un'ora. Ci fermiamo per un rapido break adesso, torniamo tra pochissimo. A Schio, eccoci di nuovo in diretta, andiamo a Schio nel Vicentino per la rapina in tabaccheria a Magrè. A meno di una settimana i carabinieri hanno arrestato il presunto responsabile, un minorenne. Gli auguro un buon lavoro ai carabinieri e soprattutto conto sull'operato poi della magistratura, perché... L'augurio di Enrico Cavaliere, il tabaccaio rapinato di Magrè di Schio, di catturare il malvivente che lo aveva derubato dell'incasso giovedì scorso è stato esaudito dagli uomini dell'Arma. A 4 giorni dall'accaduto i militari hanno identificato ed arrestato il presunto colpevole. Si tratta di un 17enne che indossava ancora gli indumenti che aveva durante la rapina avvenuta brandendo un coltello. È entrato questa persona con il coltello, è subito venuto dietro al banco, si è fatto consegnare i soldi dell'incasso. Quando è uscito poi l'ho rincorso gridando. A consegnare l'arma ai carabinieri dopo averla nascosta è stato lo stesso giovane, una lama di 7 centimetri che è stata sequestrata. Il minorenne era riuscito inizialmente a sfuggire in maniera rocambolesca all'inseguimento da parte dello stesso tabaccaio e da un vicino. In sella ad una bicicletta rubata era caduto perdendo parte della refurtiva che ammontava a 250 euro. I carabinieri sono però risaliti alla sua abitazione dove hanno rinvenuto durante la perquisizione 32 grammi di hashish e un bilancino di precisione. Al termine delle formalità di rito, il minore è stato condotto, su richiesta della procura presso il Tribunale per i minorenni di Venezia, nell'Istituto Penale Minorile di Treviso, in attesa dell'udienza di convalida da parte del GIP del Tribunale per i minorenni. Da Schio a Vicenza, dove un operaio che non è stato pagato per protesta ha demolito il cantiere in cui lavorava. Con un trapano pneumatico demolisce i lavori di muratura da poco eseguiti. Qualcuno segnala alla polizia la presenza sospetta dell'uomo in un cantiere di via Bellini a Vicenza. Gli agenti arrivano sul posto e lo identificano. Si tratta di un egiziano di 26 anni, in regola con il permesso di soggiorno, che spiega di aver eseguito dei lavori ma di non essere stato ancora pagato dal proprietario, nonostante i ripetuti solleciti. Per questo motivo ha deciso di demolire il lavoro da lui stesso realizzato. Nel frattempo accorre nel cantiere un altro operaio che cerca di calmarlo, spiegando che si tratta di aspettare solo qualche giorno per ricevere il pagamento come gli era stato promesso. A quel punto il 26enne egiziano ha deciso di andare via in attesa che il pagamento venga effettuato. Meno 5 giorni alla visita a Venezia di Papa Francesco. In piazza San Marco fervono i preparativi.
Venezia si prepara all'abbraccio con Papa Francesco in piazza San Marco, dove verrà celebrata la Santa Messa presieduta dal Santo Padre alle ore 11 di domenica, momento culminante del passaggio in laguna del successore di Pietro. Fervono i preparativi. Il piano di sicurezza messo a punto sarà sobrio e discreto, visivamente poco impattante, ma con uno sforzo e un impegno massimi. Ci saranno 5 varchi per accedere alla piazza, tutti dotati di metal detector, e da lunedì sono iniziati i lavori per l'allestimento del grande palco, dove verrà posizionato l'altare sotto al Museo Corer, e delle strutture, compreso il ponte di barche che dalla Salute arriverà a San Marco per il passaggio del Papa. Forse già stasera o comunque nelle prossime ore arriverà a Venezia dalla Santa Sede il mezzo elettrico, una sorta di Papa mobile, dove Francesco salirà per attraversare il ponte accompagnato dai giovani e per arrivare in piazza San Marco. In caso di pioggia non sarà possibile per i fedeli entrare in piazza con ombrelli, rigorosamente vietati per ragioni di sicurezza, come già avviene peraltro in occasione della cerimonia delle lauree di Ca' Foscari a San Marco. Nel caso in cui invece fosse prevista una quota di marea anche minima, ma sufficiente a bagnare la piazza, punto più basso della città, sarà attivato il Mose. E poi l'annuncio di una piccola sorpresa: il passaggio del Papa sarà salutato dall'Alzaremi, omaggio veneziano delle limiere e del mondo della voga alla veneta. In occasione della visita di Papa Francesco a Venezia, garantendo il rispetto del dispositivo di sicurezza imposto, il mondo del remo, le remiere e gli appassionati potranno salutare il Santo Padre nel modo veneziano più tradizionale, con un alzaremi. Per motivi di sicurezza non sarà possibile accompagnare il Papa durante la breve navigazione, ma attenderlo nello specchio d'acqua antistante i magazzini del sale in Canale della Giudecca. Un riconoscimento che Venezia ha riservato in passato anche agli altri pontefici in visita alla città, un onore che concede ai suoi ospiti più illustri. Al suo passaggio dare il benvenuto appunto con un alzaremi collettivo. Pertanto a quanti a bordo delle tipiche barche a remi veneziane vorranno partecipare al saluto, informiamo che il raduno è previsto alle ore 9 di domenica 28 aprile per poi attendere il passaggio di Papa Francesco attorno alle 9:30. E allora quella di domenica con Papa Francesco a Venezia sarà una giornata storica che Antenna 3 vi racconterà in diretta, con un'edizione straordinaria non stop dalle 7 del mattino per seguire passo dopo passo le tappe del Pontefice, dal carcere della Giudecca all'incontro con i giovani alla Salute fino alla Santa Messa in piazza San Marco. Ogni momento della visita del Santo Padre con i nostri inviati. Domenica 28 aprile il Papa a Venezia in diretta su Antenna 3. È tutto per questa sera, grazie per essere stati con noi. Adesso le previsioni del tempo, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Bentrovati al Meteo. Il primo lungo ponte di questa primavera 2024 si avvicina. Ebbene, il tempo ci riserverà ancora un po' di instabilità e il clima non sarà proprio mite. Vediamo il dettaglio di mercoledì 24 aprile. Sul Veneto condizioni di variabilità con cielo nuvoloso ma con qualche schiarita. Saranno probabili precipitazioni a tratti diffuse, a tratti discontinue. Limite della neve intorno ai 1400-1500 metri. Temperature con andamento piuttosto irregolare, minime tra 5 e 7 gradi, massime tra 10 e 14 gradi all'incirca. Ci spostiamo ora sul Friuli Venezia Giulia. Anche qui molte nubi con rovesci o temporali sparsi. Sulla costa soffierà vento moderato di Bora. Temperature minime sui 5-7 gradi, massime intorno ai 10-12 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove non mancherà qualche schiarita alternata ad annuvolamenti e con locali piogge. Temperature minime sui 7 gradi, massime intorno ai 14-15 gradi. Dal meteo di Antenna 3 è tutto, vi do appuntamento al prossimo aggiornamento.
Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.